Tra le tante favole che si raccontano della Sicilia ce n'è una che non si sa ancora se bisogna crederci o meno. La Sicilia da sola non può vivere, la Sicilia è povera, il popolo siciliano è povero. L'ultimo di mia figlia ha 11 anni, a questa favola non ci crede più. E probabilmente la fine di questa favola non gliel'ho raccontato io, ma comincio a sentirlo dalla gente. È bene capire, una buona volta per tutte, che la Sicilia è ricca, molto ricca, e ora diremo di che cosa, ma il popolo siciliano è povero, e questo è lo scandalo. E questa è la situazione che fa della Sicilia una colonia dell'Italia, e ora anche dell'Europa. Ma di che cosa è ricca la Sicilia? Non soltanto dei cervelli che vanno negli altri paesi e vanno a arricchire le aziende produttive del mondo, perché i cervelli siciliani sono in tutto il mondo, non solo nelle aziende, ma nelle ricerche scientifiche, in qualunque campo dello sciclo umano. La Sicilia oggi è un potente detentore della politica energetica nazionale. La Sicilia produce energia e esporta in continente, da sempre. La Sicilia è proprietaria di fatto del petrolio, ma non ne fa completamente uso, nonostante lo statuto della regione siciliana assegni questi beni alla Sicilia. La Sicilia può sviluppare una politica economica così forte, se applicasse lo statuto, da dare lavoro non soltanto ai suoi cittadini, evitando il triste fenomeno dell'emigrazione, ma allargando le braccia a noi siciliani, popolo della diaspora che abbiamo capito il dramma dell'emigrazione, allargando le braccia a quei poveracci che sbarcano ogni giorno a Lampedusa in cerca di lavoro e di disperazione. Qualcuno potrebbe ributtare in mare, fossero anche donne incinte, fossero anche vecchi, fossero anche bambini. La Sicilia non è questa. Ci sono alcuni articoli dello statuto che declinano quella che potrebbe essere la politica economica siciliana, una politica di grande sviluppo e di grande ricchezza. Gli articoli 14, gli articoli 33, gli articoli 36. L'articolo 14 attribuisce alla Sicilia competenza esclusiva nelle materie strategiche per l'economia siciliana, in particolare le miniere, le cave, le torbiere. E l'articolo 4, non ci vedo bene, miniere, cave e torbiere, e anche in materia di produzione di energia elettrica. L'articolo, infine, 33 dello statuto parla di assegnazione di questi beni alla Sicilia. Che cosa significa? Che la Sicilia sulla carta è proprietaria del suo petrolio, ma non